in dove che ti ho portato? Una femmina che ti porta in mezzo ai fiori, cosa vuol dire? Collega, collega. Che te voglio un masso di fiori. Certo, va! Perché? Perché che giorno è? Dai! È il nostro anniversario del matrimonio, auguri, merda smettere. No, insieme io non è l'anniversario del matrimonio, non ti ricordi che siamo sposati col freddo in novembre? Il 2 novembre ieri, Dì dei morti, dovevo immaginare che avevo un cadavere di uomo. E ora ti compi gli anni, sei il tuo compleanno. Non sei il mio compleanno. Sei l'anniversario della prima volta che abbiamo fatto. No. Sei l'anniversario dell'ultima volta che abbiamo fatto. No. Ma anche perché la data è sempre quella. Appunto. Concentrati. Ah, ok. Vuoi un masso di fiori? Sì. Perché ti chiedo scusa che stanotte che sono tornato a casa tardi sono da sbattere sul vaso quello che ti ha regalato nonna 30 anni fa, il vaso cinese, e ti ho spaccato. Dormivo stanotte, non casavo, non voglio neanche sentire che ti stivi in casa, ma adesso che te mi ho detto te si anche smarona insieme io, dopo facciamo i conti col vaso cinese. Comunque non è questo il motivo. Dai, Duilio, 12 maggio. Ah, il 12 maggio! Festa della mamma! Ecco, ho saputo da me, i fiori ti regalerà tuo figlio. Ah sì? E ora fai modo conti, chi è che ti fa da mangiare? Ti. Chi è che te lava e ti stira? Ti. Chi è che ti porta dal dottore quando hai febbre a 36,9? Ti. Chi è che ti lava la schiena quando fai il bagnetto perché ormai non ti arrivi altro? Ti. E ora praticamente adesso ti mi rompi un masso di fiori per la festa della mamma. Sicura? Certo che sono sicura, ma fate i fiori! E dove li mettiamo? Il vaso lo spaccato? Sento che fiore che ti senti, Duilio? No. Un iris. Iris. Irrispettoso. Vergognate, coppa.